Lo lasciamo riposare. A proposito delle cose che mi piacciono della Sardegna, delle cose che mi piacciono a bordo strada. Anche oggi siamo in campagna, pianura. Intanto volevo presentarvi i resti del castello medievale di Quirra, qui siamo nel monte del castello di Quirra, quelli sono i resti del castello. Questa montagna è piena di siti archeologici di varie epoche. Oggi ve ne voglio mostrare uno facilissimo da raggiungere a 2 passi dalla strada. Venite con me. Guardate questa grotta. Intanto questo dimostra, testimonia il fatto che hanno fatto la campagna del DDT contro la malaria. Entriamo dentro questa grotta. Ha una particolarità che adesso vi racconterò. Intanto si chiama sul stampo del Joannico Mei, quindi il buco di Giovannino Meli, poi non so se Melis, se Mela, in questa grotta. Intanto guardate che belli i colori. Questa è stata ovviamente il calcare, l'acqua ha prodotto questi bellissimi ambienti e questi bellissimi colori. Guardate qua. Qui entriamo, non entriamo tantissimo perché non siamo esperti, però quello che vi voglio far vedere è questo. Guardate che bello. In uno di questi ambienti sono stati ritrovati 11 scheletri del bronzo antico, epoca bronzo antico, quindi stiamo parlando di 2000 a.C., 1008 a.C. 11 scheletri con il corredo, quindi delle collane, dei vaghi fatti in pasta vitrea, degli anellini fatti con le stalattiti per esempio, o con materiale ellittico. Sono stati studiati, tra l'altro ha partecipato allo studio Luca Lai, un amico, un archeologo che saluto, ne approfitto per salutare, ed è uscito un bellissimo reportage sullo studio che è stato fatto e che è stato poi pubblicato. Questo, poi un giorno magari facciamo una bella presentazione di questo posto, però guardate che bei colori, è magnifico. Questo blu, questo marron, questi poi continuano ancora, sono lunghi. Guardate che meraviglia, guardate che bei colori. Un pipistrello. Leo, guarda, un pipistrello. Poverino. Lo lasciamo riposare. Salutiamo e lo lasciamo riposare. Dal suo stampo di Joannico Mei a Quirra, Villa Pozzo è tutto. Alla prossima, lasciamo dormire il pipistrello. Ciao.